Il tema di oggi deriva dall'indirizzo di programma nazionale dove si afferma che le indicazioni di Magister in Sinodo, il confronto in atto nel movimento e con interlocutori esterni ci confermano che il tema dell'educazione in età adulta è più che mai attuale e significativo. Questo tema è decisivo non solo per lo scautismo, ma anche per le dinamiche della società, centrata su una cultura dell'io e dell'autoreferenzialità, nonché sulla bassa partecipazione alla vita politica ed ecclesiale, dove il credente adulto è chiamato ad una ben più forte testimonianza. Tali aspetti manifestano la necessità di riportare al centro dell'attenzione della vita civile e della vita ecclesiale la figura attrattiva dell'adulto, attraverso una presa di coscienza volta a ricercare nell'adulto la responsabilità della cura dell'altro e del creato, in un'ottica di mondialità. Cerchiamo di comprendere quindi le esigenze educative dell'adulto di oggi e insieme vedere come sperimentare occasioni di vita rivolte agli adulti esterni. Non possiamo pensare che l'esperienza di autoeducazione del NEMASCI possa diventare ad uso ed esclusivo di singoli adulti scout del movimento. Dobbiamo essere noi portatori di nuovi semi per far rigermogliare nuove relazioni con uomini e donne di provenienza diversa. Ci aiuterà in questo la nostra amica scout Paola Daltoso, che penso molti di voi conoscono. Grazie. Passo la parola a Paola. Buongiorno a tutti, a tutte, buona domenica. Speriamo di sopravvivere al fresco, perché gli scout sono bravi a offrirti opportunità in cui devi mettere alla prova la tua capacità, spirito di adattamento, no? Bene. Allora, il tema che mi è stato affidato non è semplicissimo, ci ho pensato tanto e non dirò niente di straordinario, nel senso che offrirò degli spunti di riflessione, almeno mi auguro di offrire, grazie, degli spunti di riflessione utili. E una prima domanda che io mi pongo, penso che ognuno di voi si ponga, è: chi è l'adulto oggi? Chi è? Allora, il tentativo di offrire una risposta potrebbe considerare tanti aspetti. Uno potrebbe essere l'età cronologica, quando è che si diventa adulti. La legge ci dà la possibilità di votare a 18 anni, quindi a 18 anni, come dire, uno è adulto. Un mio carissimo amico diceva: hai fatto la prima comunione, boh, e ora sei a posto. Negli anni 60, 70, gli studi facevano riferimento cercavano di definire l'adulto facendo riferimento alla sua condizione di vita, appunto, che cambia nell'immediato dopoguerra. Si parlava di un adulto quando una persona raggiunge, è capace di 3M. C'è stato uno studio famoso che proprio diceva questo: 3M, cioè ha trovato un mestiere, ha trovato un'automobile, un mobile, poteva essere il motorino, o dopo la 500, la 600, no? Le prime auto, e poi una moglie o un marito. Quindi si diventava adulti quando si potevano raggiungere queste 3M, e credo che più o meno i nostri genitori sono diventati adulti appunto quando intorno ai 18-20 anni hanno potuto cominciare perlomeno a raggiungere questi obiettivi, no? Invece oggi questo non è non è una tappa, non è una definizione sufficiente.
non funziona proprio questo modello, come dire, nel senso che oggi c'è il problema, credo, che tocchiamo con mano tutti, del lavoro. Quindi l'esperienza lavorativa è sempre più spostata in avanti, no? Un poco c'è il problema della competenza professionale, dello studio, della qualificazione, quindi se per il passato con la terza media obbligatoria, se non addirittura meno della terza media prima del 63-64, quando è entrata in vigore la legge, si andava a lavorare anche prima, no? Anche a 12, 13, 14 anni. Invece adesso è richiesto un obbligo di frequenza fino almeno ai 16 anni, però di fatto tutti arrivano a 18, e poi ormai ci vuole la laurea triennale, almeno, no? In tantissimi campi è richiesto questo titolo, quindi si sposta in avanti il momento in cui ci si inserisce nel mondo del lavoro, che è un momento, credo, che contribuisce alla maturità, perché devi assumerti delle responsabilità, devi rispettare un orario, devi svolgere un compito che ti viene assegnato, e questo appunto si sposta in avanti. Se poi vediamo i percorsi comunque anche universitari, si allungano sempre di più, no? Perché per la laurea magistrale ci vogliono 5 anni, se poi fai il dottorato altri 3 anni. Quindi l'iter professionale si allunga, o meglio, l'ingresso nel mondo del lavoro si sposta sempre più in avanti. Se poi ci vogliono master, corsi di specializzazione, vai bene, no? Poi credo che la prospettiva di mettere su una famiglia sia un altro obiettivo che tutto sommato per alcuni aspetti oggi viene messo in crisi, perché è sotto gli occhi di tutti la difficoltà di trovare un lavoro, essere quindi autonomi dal punto di vista appunto finanziario, e poi avviare l'avventura della famiglia, di riuscire a trovare casa e via. In questo c'è anche un ulteriore elemento, secondo me, che cambia. Cioè oggi probabilmente molti vorrebbero anche mettere su famiglia, intendo dire avere dei figli, ma le condizioni di vita sono tali che viene posticipato la realizzazione, il perseguimento di questo obiettivo. Quindi il primo, come dire, punto di arrivo è trovare un mestiere, dopodiché se mi va bene mi metto insieme con qualcuno e con qualcuna. E questo è un altro aspetto problematico, cioè non si pensa più a, come dire, a realizzare, a mettere su una famiglia, ma molti pensano: provo a vedere se sto bene con questa persona, se funziona buona, altrimenti ognuno gira i tacchi e va per conto suo. Quindi possiamo ricominciare un'altra volta con qualcun altro. E la prospettiva quindi dei figli diventa un obiettivo ancora più dilazionato nel tempo, se non addirittura per qualcuno cancellato. In questo contesto credo che i ragazzi, i giovani, vivano questo tipo di problemi, almeno io leggo questo tipo di, faccio questo tipo di fotografia. In questo contesto l'adulto, noi come ci collochiamo? Punto di domanda. Sicuramente credo che sia una grande sfida, una grande problematica, perché per il passato essere adulti che cosa poteva voler dire? Realizzarsi nel lavoro, avviare una famiglia, mettere su una famiglia, avere dei figli, avere dei nipoti e vivere tranquillamente da pensionati, come dire, facendosi carico magari di essere babysitter gratuiti, no? Ma comunque
dare una mano ai figli. Oggi invece questa realtà è profondamente cambiata e ci provoca continuamente, perché c'è anche la questione che molti adulti, e qui tocco una questione educativa di non poco conto, molti adulti non vogliono essere degli adulti, non accettano di essere adulti, ma desiderano, vogliono, si comportano come degli eterni adolescenti. Avete mai visto certe vecchiotte, come certe persone anziane, con tutto rispetto, come sono abbigliate, come si vestono, no? Come delle ragazzine a volte che fanno anche sorridere, ma al di là dell'abbigliamento, in realtà molti adulti non accettano il ruolo adulto, non si assumono la responsabilità adulta. Quanti genitori stabiliscono dei rapporti educativi con i propri figli all'insegna del siamo alla pari, no? Tu hai dei diritti, ma anch'io ho dei diritti, e se volete si arriva a questa situazione, come dire, allucinante, in cui ci sono delle persone che in casa vivono di giorno e delle persone che vivono in casa di notte e non ci si incontra, no? Perché ognuno ha la sua indipendenza, ha la sua autonomia. E qui per me il problema è il fatto che degli adulti, certamente non tutti, però ci sono degli adulti che rinunciano proprio, senza rendersi conto, al ruolo educativo, all'assunzione di responsabilità nei confronti dei propri figli. Non è facile dire dei no. Quando si va d'amore d'accordo tutto funziona, no? E com'è che si va d'amore d'accordo? Basta semplicemente stabilire dei confini, cioè tu sei libero di fare, tu figlio sei libero di fare questo, 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 ma io genitore gli prendo la libertà di fare questo, questo, questo. E così non ci si scontra, perché non ci si incontra. Torno a ripetere, c'è chi vive in casa di giorno, c'è chi vive in casa di notte. E quindi il mancato incontro garantisce che cosa? La tranquillità, non valutare, non questionare, non bisticciare, no? E quindi questa è una dinamica che tante volte si vive. Perché? Perché non è facile entrare in relazione, mettersi in discussione, e chi ha figli lo sa meglio di me. Non è facile ragionare, discutere, perché? Perché ci si può scontrare, ci sono malintesi, ci sono posizioni che vengono magari male interpretate, e questo suscita, no? Conflitto, suscita difficoltà. E allora a un certo punto uno dice porto pazienza una volta, porto pazienza due, porto pazienza tre, poi aria, andale, no? Ognuno per la sua strada, vuoi fare quello che vuoi, fa quello che vuoi, tanto sei diventato grande. Ecco, quindi la difficoltà di essere anche coerenti, no? Con le proprie posizioni, con ciò, se volete, anche in cui si crede, perché si è continuamente, come dire, provocati, in questo caso dai figli quando non si va d'accordo, ma comunque provocati anche dal contesto in cui noi viviamo, perché è un contesto ormai così cambiato, così pluralista, direi, così vario, che mancano dei punti di riferimento. La nostra società non è più una società statica, dove ognuno aveva il suo ruolo, il suo compito, il suo spazio, la sua identità. Viviamo in un momento di cambiamento
tale cambiamento che è difficile, come dire, trovare l'equilibrio. Come dire, siamo per certi versi tutti disorientati. Siamo in difficoltà perché io sento tante volte dei genitori che mi dicono: la predica bene, mi piace quello che dice, ma dopo, quando ha a che fare con il figlio, è tutta un'altra roba. Perché? Perché il figlio ti mette in discussione. E allora il problema qual è? Se tu sei coerente, credi in quello che proponi, in quello che dici, certamente, tra virgolette, tieni duro, no? Dall'altra parte, il figlio che ha bisogno di crescere è evidente che ti sfida. Ti sfida il bambino che ha 1 anno perché vuole capire qual è il limite dove può arrivare. Ma così ti sfida l'adolescente, così ti sfida l'eterno adolescente, perché io ho a che fare con ragazzi, meglio ragazze, perché la maggioranza è ragazze, che frequentano il primo e secondo anno di università, quindi fate i conti di quanti anni hanno, e mi pare di avere a che fare con degli adolescenti che non hanno mai finito di essere adolescenti, perché sono di una fragilità, di una debolezza, basta un soffio per mandarle in tilt, quindi, e sono future educatrici, e queste diventeranno futuri educatrici nel giro di 3 anni. Quindi, dall'altra parte, l'educando ovviamente cerca di affermare la propria autonomia e quindi sfida l'adulto, no? E quindi cerca di capire dove sono i paletti. Ma se l'adulto cede, perché dai una volta, dai 2, dai 3, a un certo punto dici: aria, cedo, cosa vuoi che sia? Dall'altra parte l'educando che cosa interiorizza, che cosa comprende? Che, come dire, è lui che può guidare il gioco, è lui che può determinare la relazione. E quindi, furbo, ovviamente, lo siamo tutti, cosa fa? Sa che a un certo punto la mamma cede o il papà cede e quindi il gioco è fatto. Ma ovviamente il ragazzo o la ragazza scemo non è e va dal genitore più debole, no? Dall'adulto più debole, perché sa che può conquistarlo. E quindi l'adulto vive questa, secondo me, vive questa continua sfida, la provocazione del figlio che cerca di capire fin dove può arrivare, e la provocazione che può venire da tanti altri momenti, da tante altre occasioni, che sono però logoranti, perché o io adulto, come dire, sono abbastanza solido, sono abbastanza forte da essere in grado di far fronte a certe sfide, altrimenti, torno a ripetere, mi stufo, a un certo punto mollo, a un certo punto dico: ma sì, va, e la frittata è fatta, no? Perché a quel punto non sei nemmeno più credibile. Certamente oggi una difficoltà che l'adulto ha è quella di trovarsi in un mondo che purtroppo, dipende dai punti di vista, dico purtroppo perché è una fatica, ma è anche una meraviglia, il mondo è in continuo cambiamento e quindi niente è in un certo senso statico, stabile, e quindi il problema è quello di continuamente come dire, aprirsi al nuovo e cercare di capire la novità. Pensate come è cambiato il nostro modo di comunicare, pensate alla tecnologia. Allora, quando io ero piccola, delle donne non si dice l'età, no? Però, insomma, quando io ero bambina di scuola elementare, a casa mia c'era il telefono, perché a un certo punto i genitori hanno detto: vabbè, mettiamo sul telefono, però era il duplex. Vuol dire
bene che quella del piano di sotto, la vecchiotta, godeva dello stesso numero e quindi non bisognava stare al telefono più di tanto, perché poi portavi via la linea a vecchiotta, no? E quindi un po' di rispetto. Poi il mondo si è evoluto e mi ricorderò finché vivo, siccome erano stufi i miei di vedermi che sì, ero sempre in giro, però qualche volta sugli orari non ero proprio puntualissima, a un certo punto mi hanno fatto trovare, mi hanno regalato il cellulare e pareva per essere, non so, un'azione, insomma, e poi ti rendi conto che oggi, pensate, gli studenti fanno tutte le pratiche universitarie sono tutte attraverso il cellulare. Neanche la mail, hanno la mail istituzionale tutti, ma fanno tutto attraverso il cellulare. E io pure devo stare lì a smanettare per mettere i voti online, struccare i bottoni e avanti. Questo ci ha facilitato certamente la vita, la comunicazione, ha altri risvolti, per esempio per me vuol dire che ormai gli studenti non vengono neanche più a ricevimento, non vengono più a domandarmi in persona, mandano, scrivono 3 righe, scritte come le galline spennacchiate e drogate, perché scrivono proprio in maniera oscena, dopodiché la relazione appunto non esiste. Però dall'altra parte io sono chiamata a ovviamente aggiornarmi. Non è che possa dire, siccome a me non piace verbalizzare online, voglio il registro cartaceo. Non esiste, non esiste. Allora, lo sforzo che deve fare l'adulto, e credo che la nostra generazione, più o meno, la nostra generazione, sia proprio questo, quello di continuamente, da una parte, cercare di comprendere il cambiamento, quali sono le implicazioni del cambiamento, che cosa porta il cambiamento, ma dall'altra parte anche inserirsi, vivere questo cambiamento, perché tu non puoi tenerti fuori da questa realtà. E quindi, ecco, c'è uno sforzo di comprensione di queste dinamiche, uno sforzo di comprensione, di accettazione ovviamente e di comprensione che credo vada giocata a 2 livelli. Da una parte la dimensione del gruppo, quindi qui dico la dimensione della comunità nasce, della comunità di adulti che mi danno la possibilità di confrontarmi. Dall'altra parte il momento formativo, di autoformazione, di aggiornamento, dite come volete, che è personale. Credo che possiamo far fronte a questa difficoltà di inserirci nel cambiamento, che è una difficoltà perché è evidente che andare avanti col proprio tram è comodo. Andare avanti col proprio tram vuol dire andare su una strada sicura dove niente ti mette in crisi, niente ti mette in discussione. Noi non possiamo pensare a una realtà, a vivere con questo tipo di mentalità. Dobbiamo invece continuamente non adattarci al cambiamento, perché bisogna verificare se il cambiamento è positivo o negativo, ma comunque cercare di capire il cambiamento, cercare di comprendere quello che ci viene proposto di vivere, quello che la sfida è la sfida di ogni giorno, quello che incontriamo ogni giorno. E torno a ripetere, c'è la dimensione del gruppo, della comunità, che mi dà una mano a leggere, a capire e magari anche a trovare qualche possibile soluzione. Dall'altra parte c'è necessità di una riflessione, di un momento personale, soggettivo.
Occasioni come queste sono preziosissime, supposto che ovviamente poi uno possa andare a casa dicendo beh, sono stato contento e non ho perso tempo, manco la Daltoso non me l'ha fatto perdere tempo, pregando Dio di questo. Quindi ecco, il tema credo che sia essere aperti, essere flessibili, accogliere queste provocazioni che ci vengono appunto dalla realtà che è in continuo cambiamento. Dall'altra parte è evidente che il cambiamento di fronte al cambiamento posso o subirlo o affrontarlo con coraggio. E allora ecco che se vogliamo essere protagonisti, certamente non possiamo delegare, non possiamo subire, non possiamo stare lì con la bocca aperta nella speranza che passi qualcosa, ma si tratta di prendere con coraggio in mano la propria vicenda personale, la propria situazione e vedere, cercare di capire cosa si può fare. Questo si stringe, si lega, secondo me, in maniera molto stretta anche con un discorso di cammino scout che implica il continuo far strada. Noi che siamo scout, direi che tutte queste parole che ho detto le viviamo in concreto, perché l'esperienza del camminare, del fare strada, del percorrere un itinerario fa parte del nostro DNA. Io non sono del Masci, sapete, sono della Gesci, il tema è identico da questo punto di vista, il tema della strada, del vivere la vita come un percorso, come una strada che ha le sue salite, che ha le sue svolte, ma che è continua, non finisce mai. Questo allenamento mi porta ad una filosofia di vita, mi verrebbe da dire, a un modo di affrontare la vita che non è il subire la vita, non è quello di una persona che, come dire, ha raggiunto una certa età, messo a posto, come dire, i figli, raggiunto una certa stabilità o addirittura concluso l'iter professionale, lavorativo, va in pensione e se ne sta là seduto con la bocca aperta a aspettare che passi qualcuno, o la vita, come dire, da pensionato nel senso più brutto del termine, cioè uno che si rinchiude in se stesso, se ne sta fermo a casa sua e pensa solo a mangiare e dormire. Ci sono persone che vivono la propria esperienza in questa maniera qua, ce ne sono purtroppo, però si tagliano fuori dalla vita stessa. Invece l'esperienza che abbiamo vissuto per chi ha avuto la fortuna, diciamo, di fare tutto il cammino scout precedente e comunque la possibilità di vivere l'esperienza scout oggi, che cosa comporta? Comporta questa apertura continua, il continuo a far strada e sapere che la strada non finisce mai, che tu sei chiamato a percorrerla, che assume connotazioni diverse, ma la vita è un cammino, è un continuo camminare. Non posso, come dire, star seduto sul bordo della strada e guardare a chi passa. No, sono stato allenato a prendere lo zaino più o meno pesante e camminare, andare avanti. E credo che lo scoutismo da questo punto di vista davvero sia un grande aiuto, perché ci allena a questo coraggio di cominciare sempre da capo, come dire, ogni giorno aperti al nuovo. E credo che proprio lo stile
di vita che abbiamo interiorizzato, l'esperienza che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, ci dia la possibilità anche di essere, a volte senza particolari intenzionalità, capaci di dare una testimonianza, cioè di vivere una vita che dice qualcosa a qualcun altro. Ecco, siamo, come dire, stati educati ad affrontare la vita aprendoci al nuovo ogni giorno, nella consapevolezza che abbiamo dei valori a cui essere fedeli, e quindi la nostra testimonianza credo che sia vissuta, non tanto predicata, ed è vissuta dovrebbe essere vissuta nella ordinarietà della vita di tutti i giorni. Questa è la sfida, vivere l'ordinarietà in maniera straordinaria, cioè come se fosse la prima volta. Questo, se volete, è anche il segreto della santità, perché i santi hanno vissuto proprio questo, e la Chiesa ce lo insegna, soprattutto il magistero di Giovanni Paolo II, no? Questo Papa ha proclamato tantissimi beati e santi, no? Ne ha proclamato una marea. Qual è la dimensione educativa che c'è dietro? Il dimostrare a tutti la possibilità di raggiungere questo obiettivo, vivere la vita alla grande, in maniera esemplare, è un obiettivo alla portata di tutti, alla portata dei bambini, pastorelli di Fatima per esempio, alla portata non solo di preti, suore e religiosi, come magari tante volte pensiamo, ma alla portata di padri, madri di famiglia, di persone che si trovano in qualsiasi condizione sociale. Come si diventa santi? Punto di domanda. Semplicemente vivendo in maniera straordinaria l'ordinario. Ma noi, nell'esperienza scout, credo che abbiamo queste premesse, ci sono queste condizioni. Come dire, abbiamo l'opportunità, presentato sul piatto d'argento, di vivere alla grande, in maniera semplice. Tante volte non ce ne accorgiamo, ma questa è la sfida. Allora, essere capaci di testimoniare, di rendere conto di questo vissuto che ci è stato dato e che abbiamo la fortuna di vivere. E credo che da questo punto di vista, ecco, questo cammino ci aiuta anche come adulti nella fede. E questo è un altro bel punto. Ecco, forse siamo stati educati al catechismo, almeno io penso alla mia esperienza, prima elementare, che incubo andare la domenica mattina a messa e dopo a catechismo, perché il sabato la mia mamma mi interrogava: chi è Dio? Risposta del catechismo: Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore di tutte le cose. Se non dicevo la risposta giusta, ovviamente bisognava ripeterla a memoria finché non mi entrava. E poi la domenica, dopo messa, c'era la dottrina cristiana, e ora di nuovo questa zuppa, no? Chi è Dio? E ora avanti con la formuletta. E allora magari c'erano anche i premi per i più bravi, no? Questo è, come dire, il contesto nel quale credo più o meno siamo cresciuti, qualche generazione dopo, qualche anno dopo, insomma, col catechismo del rinnovamento, no? Della catechesi negli anni 70, quindi negli anni 70, alla fine degli anni 70 le cose hanno cominciato a cambiare in maniera decisamente significativa. Oggi, da questa esperienza, come dire, mnemonica, di ripetizione di questo catechismo con la dottrina
no? Cristiana, col libretto, domande e risposte, ecco, siamo adulti e quindi ecco, il nostro cammino assume una connotazione completamente diversa. E allora ecco il problema di alimentare il cammino di fede, perché se io non do benzina la macchina non va avanti, no? Lo sappiamo benissimo. E quindi se io non alimento anche il mio cammino di fede, ecco, è chiaro che poi un po' alla volta si diventa sterile, no? Alla fine muore, alla fine non ha più nessun senso. La comunità in questo senso credo che ci possa davvero aiutare, nel senso che oggi abbiamo tanti strumenti e possiamo aiutarci nel rileggere il nostro cammino di fede, nel mettere insieme, nel confrontarci rispetto ai nostri dubbi, no? Quanti adulti dicono io non credo nella Chiesa, non credo nel Papa, non credo nel Magistero, ma in Gesù Cristo sì? Allora come la mettiamo? La comunità da questo punto di vista ci può, direi, aiutare, ci può offrire delle occasioni che sappiamo bene non sono le prediche, non sono le conferenze, ma sono quelle occasioni che sappiamo bene viviamo, no? Nello stile tipico dello scautismo, che vuol dire fare l'esperienza e poi riflettere sull'esperienza. Ecco, credo che lo scautismo da questo punto di vista sia una grandissima opportunità, sia un'occasione straordinaria di cui magari non ci rendiamo conto perché a volte ci pesa la riunione, che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, mentre è un'opportunità veramente che di fronte alla quale siamo dei privilegiati, perché non tutti vivono, sappiamo bene, no? Questa esperienza formativa. E quindi ecco, la responsabilità di vivere, come dire, vivere alla grande questa opportunità, questo grande gioco che mi aiuta a crescere e non solo a, come dire, organizzare l'autofinanziamento o fare un servizio in parrocchia o vendere torte perché bisogna dare una mano a XYZ. Quindi l'opportunità proprio del trovarsi insieme con altri adulti, ecco, credo che sia anche un privilegio che non è per tutti e quindi un'occasione da vivere fino in fondo, da apprezzare, da custodire, da coltivare, ecco, e quindi proprio da alimentare. Ecco, credo che da questo punto di vista per me lo scautismo mantiene sicuramente giovani, no? È sicuramente un grande gioco che garantisce lo spirito giovane, cioè sempre aperto al nuovo, non chiuso. E allora mi piace chiudere, perché poi avete i lavori di gruppo, poi c'è il momento comunitario, quindi magari dopo aggiungo ancora. Allora mi piace chiudere con le parole scritte da una grande figura per me, che è Agnese Baggio, che è la mamma di Giovannella Baggio, che ha scritto dei libri di spiritualità che probabilmente oggi non si trovano nemmeno più, e il libro a cui faccio riferimento è Il gioco del mattino, pubblicato da Gribaldi. E in questo testo continuamente lei propone appunto l'idea di ricominciare ogni giorno da capo, come se fosse appunto un gioco, un grande gioco. Riprendere tutto da capo. Non è questo il gioco del mattino? Risalire dalla profondità di ogni notte e ripetere:
mi sveglio, balzo in piedi, comincio con il giorno che comincia. Vincere la pigrizia, l'inerzia, la assuefazione, la disperazione, tutto ciò che smorza ogni capacità di ripresa. Mantenere ad ogni costo la tenacia di vita del filino d'erba che, schiacciato da una grossa pietra, riesce a forarla per venire alla luce. Amare la vita dove incomincia e sapere che comincia sempre, ovunque e in ogni istante, in armonia con il ritmo creativo che col suo incessante rinnovarsi ci salva dal nulla. Nulla, tra virgolette. Vi fermo qui.